Un nuovo percorso alla scoperta delle ville venete e contributi ai proprietari che intendono restaurare queste residenze d'epoca. È un programma ricco di novità, quello che annuncia il presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, professor Amerigo Restucci. L'Istituto Ville Venete, che vede la presenza delle ville venete e le ville della regione contermine del Friuli Venezia Giulia, sono un numero stragrande, sono 3.400 e 400 quelle del Friuli e sono un elemento caratterizzante il paesaggio del Veneto. Circa 10 sono attribuiti a Palladio, ma poi le tante ville che si impaginano nel paesaggio rappresentano una testimonianza di conservazione sia dell'architettura che le caratterizza che del territorio che gli sta attorno. Anche nei mesi del Covid, grazie alla Regione Veneto, sono state varate importanti iniziative. L'istituto, che è governato soprattutto dalla Regione del Veneto, che gli dà molto spazio, vogliono essere vicini ai proprietari delle ville stesse e quindi in questo anno di questo Covid che ci sta martoriando, ma spero con segmenti di speranza e di risoluzione, le ville, l'istituto ha dato un contributo ai proprietari perché potessero fare dei lavori e avere dei mutui agevolati per poter andare avanti i lavori, che significano migliorare la qualità dell'architettura. Un viaggio affascinante nella storia del Veneto. In questo momento le ville hanno l'idea, che sembra importante, di salvaguardare il paesaggio che gli sta attorno e quindi diventare un elemento caratterizzante del futuro piano paesaggistico del Veneto come elementi qualificanti l'identità del Veneto e l'identità delle ville. Ancora una volta una pagina di etica culturale e civica che chi lavora all'interno, a partire da me, stiamo cercando di dare.